Sono passati 30 anni da quando la balena bianca, soprannome dato alla Democrazia Cristiana, si è inabissata nel mare agitato della storia. Eppure qualcosa, anzi più di qualcosa, sta tornando a galla, non nel mare della nostalgia, ma in quello dell'alternativa politica, e Bassano stessa, in occasione dell'ultima tornata elettorale, è stata banco di prova per la nascita di un nuovo impulso della DC, che riparta dal territorio. C'è la necessità, c'è la volontà, c'è la voglia di costruire dei partiti e una politica molto radicata nel territorio e vicina ai cittadini. Del ruolo della DC, del suo futuro e del suo passato se ne parla nel libro Qualcuno era democristiano, con particolare attenzione al mondo veneto, territorio nel quale la DC era fortemente radicata. Abbiamo voluto scrivere questo libro perché della democrazia cristiana sostanzialmente noi sappiamo tutto, della storia della democrazia cristiana si sa quasi tutto, ma non sappiamo il motivo per il quale la democrazia cristiana 30 anni fa, nel 1994, è finita in un modo molto rapido. Oggi è difficile capire se c'è lo spazio per un partito dove i cattolici possono avere uno spazio importante. Sicuramente si sente la mancanza di un grande partito popolare. Per la DC contemporanea, Bassano è stata ed è una città nella quale si potranno delineare nuovi scenari per un impegno in politica e nei partiti. I cattolici hanno ancora qualcosa da dire e da dare, e chissà se saranno proprio le acque del Brenta a far riemergere la balena bianca.